Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Empire Total War. Oggi ci troviamo nuovamente all'interno della nostra campagna. Abbiamo terminato l'edificio principale a Napoli, il Palazzo Reale, che come potete vedere è una delle principali residenze usate dai regnanti borbonici durante il regno delle due Sicilie, costruito come palazzo vicereale nel 1600 da Domenico Fontana su commissione del conte Lemos. Potete vedere che è una delle residenze più importanti e degli edifici più importanti che abbiamo costruito. I lavoratori sono in sciopero in Italia centrale per via della nuova occupazione che c'è stata, quindi a Roma. Le idee riformiste hanno un po' cambiato l'assetto, dobbiamo sicuramente fare qualcosa. Intanto qui abbiamo il Vaticano che possiamo riparare, anzi prima di riparare il Vaticano ripariamo l'osservatorio reale per migliorare quindi la ricerca, e con i restanti soldi vediamo di potenziare e ripristinare le nostre truppe per un successivo attacco da parte di qualche altra nazione. Ripristiniamo un po' tutto, anche le cavallerie. Ci vorranno parecchi turni per fare tutto. Vediamo qua, benissimo. Allora, la prossima missione sarà quella di conquistare il nord, quindi Genova, Venezia e le successive regioni circostanti finché non riusciremo a introdurci in centro Europa. Allora, dopo ci occuperemo della Corsica e della Sardegna, ma per adesso dobbiamo dichiarare guerra alle due repubbliche marinare. Prima magari Genova o Venezia, prima Genova e poi Venezia, oppure viceversa, vedremo. Intanto dobbiamo rendere più solida la nostra economia ed evitare questi scioperi. Allora, con la ricerca siamo a Bologna, c'è una nuova accademia che è pronta per la ricerca e io direi di mandare immediatamente a ricercare un po' l'utilitarismo con Bologna, che garantisce sicuramente ricchezza al turno all'interno della nostra regione, aumenta il prestigio e ci consente di avere università classiche per sicuramente ricercare tutto molto più velocemente. Allora, vediamo un po'. Sicuramente meno 20% al costo di costruzione degli edifici culturali. Potrebbe essere, ragazzi, molto utile. Poi governo di consenso, 5% allo sviluppo della tecnologia, 2 per turno. Anzi no, forse è meglio il governo di consenso. Perfetto. Vento di riforma e così via. Per adesso sono fermo con tutte le altre ricerche. A livello navale siamo molto avanti rispetto agli altri, quindi va bene così. Continuiamo su questa strada. Vediamo a Napoli cosa c'è. Abbiamo 2 unità per salvaguardare la cittadina. Passiamo il turno. Allora, ho visto che molti di voi continuano, ragazzi, a dire perché stai facendo Empire, continua a fare SimCity. Intanto cosa succede? Mamma mia, la Francia ci ha dichiarato guerra. Siamo proprio a pezzi. Vediamo un po'. Come potete vedere è una potenza terrificante, spettacolare. Noi siamo un pochettino traballanti e non abbiamo altri alleati, quindi loro hanno addirittura la Confederazione degli Huron che è in America, la Svezia a nord, la Spagna. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accettarla, nient'altro. Quindi, attenzione, attenzione, le navi francesi che cominciano a depredare le nostre rotte commerciali, e adesso dobbiamo pensare, perché non possiamo più dichiarare guerra alle repubbliche marinare, ma dobbiamo difenderci dal nemico invasore francese. Meno male che in Empire Total War le navi giocano in mare e le truppe a terra, perché sui nuovi giochi le navi possono anche combattere a terra, a dare una mano, quindi in questo caso siamo tranquilli. Il malcontento diffuso fra i ceti più bassi va bene, è un periodo un po' difficile perché ci sono delle rivolte in Italia centrale, dobbiamo riuscire a stare un po' più tranquilli. Purtroppo io non ho una flotta, perché avete visto come siamo partiti. La flotta che potevamo avere ed esclusivamente non avevamo sbocchi sul mare, non avevamo nessun porto, avevamo niente, solo Napoli qui che non aveva nessun porto disponibile. Avevamo sviluppato altre cose e con questi soldi allora iniziamo a ripristinare il Vaticano. E adesso vediamo andiamo a dare un'occhiata, ecco, nella regione. Allora abbiamo sotto controllo il 12 unità, collera -3, però col passare del tempo credo che riusciremo a risolvere la situazione. Allora abbiamo 769 monetine di introito, ricchezza regionale, cittadina, dal porto, industrie, agricoltura di sussistenza, quindi il livello di tassazione non è molto alto. I villaggi non stanno crescendo per il momento perché c'è un'imposizione del nuovo governo che offre meno 10 punti e una tassazione che è di 2 punti sopra il previsto. Però, come potete vedere, i fattori positivi sono diversi: il progresso culturale, le strade, i 3 porti, industria per adesso è traballante, e l'istruzione. Comunque credo di riuscire a tenere sotto controllo la situazione, perché come potete vedere abbiamo una buona parte della regione sotto controllo.
Allora, vediamo col passare del tempo quello che accadrà. Intanto la tassazione la lasciamo tale perché non voglio gravare su tutta la nostra situazione, soprattutto anche militare. Vediamo di ripristinare anche queste unità, i cannoni, il generale è a posto. Potremmo promuovere anche degli uomini, sono riusciti a ottenere ottima esperienza. E adesso vediamo di passare il turno e andare avanti con la ricerca. Come stiamo andando? Ecco, il prossimo turno finiremo finalmente la fisiocrazia e ci darà la possibilità di costruire il magistrato. La fisiocrazia, vediamo cosa ci farà costruire. Ecco le nuove grandi piantagioni e soprattutto nuova ricchezza per le nostre zone meridionali. Va bene, passiamo il turno. Intanto le navi francesi, come potete vedere, si spostano e cercano di guadagnare vantaggio. Non ho capito perché ci hanno dichiarato guerra. Forse hanno una base in Corsica. Forse vorranno espandersi verso il centro. Adesso vediamo quello che succede. Russia, Svezia. Comunque con questa mod sono state aggiunte delle unità navali proprio del Regno delle Due Sicilie che sono fighissime. Adesso le vedremo. Intanto gli stati barbareschi ci danno una mano a combattere i francesi nel Mar Mediterraneo. Speriamo. Ecco, dobbiamo farci qualche alleato. Le rivolte scoppiate nella regione sono sfociate in un'insurrezione. Ah, c'è stata un'insurrezione. Ecco qua, probabilmente i ribelli del Papa non ce l'hanno fatta più. E come potete vedere... Ah, questo forse ho capito. Questo è il ceto elevato e questo è il ceto, diciamo, più basso. Diciamo... il ceto più basso esistente all'interno della regione. Quindi avevamo sotto controllo, diciamo, i nobili, mentre i commercianti e i contadini si sono un po' ribellati e hanno organizzato un esercito al di fuori della città per controbattere, diciamo, il nostro governo. Allora, vediamo di uscire nettamente dalla città e iniziare a distruggere questi ribelli prima che diventino... Per il paese e la corona! Perfetto. Superiore al nostro esercito. Allora, vediamo un po'. Battaglia nell'altopiano dell'Italia centrale. Abbiamo ripristinato un paio di unità. Voglio combattere la battaglia per cercare di perdere il minor numero di truppe. Le unità di... Eccoci qua, scusate un attimo. Allora, abbiamo messo altre 5 unità sulla sinistra. Vediamo di avanzare in questa maniera. Eccole qua. Vediamo di allungare un po' i ranghi del nostro esercito. Uno accanto all'altro, perfetto. Allora, i picchieri ci sono qua dietro. Le nostre cavallerie le mettiamo tutte sulla sinistra per il momento. Le voglio da questa parte. Il generale lo lasciamo sulla sinistra insieme ai nostri cavalieri, perfetto. Qua ci sono i cannoni. Facciamo un unico gruppo. Secondo gruppo di picchieri, perfetto. Terzo gruppo da questa parte. I batteristi dell'esercito li mettiamo sulla destra, per esempio, qui. Ok. Chiudiamo. Nuovo gruppo, tranne le cavallerie. Ci manca qualcosa? No. Ci dovremmo essere. Vediamo un po'. È che siamo... Non avevo mai fatto una partita notturna. Allora, rimuoviamo il generale e le 2 cavallerie. Perfetto. Questi sono rimasti soli, perfetto. Benissimo. Allora, gruppo numero 2 i picchieri, gruppo numero 3 gli uomini di destra, cannoni, numero 4 sono le unità di sinistra, perfetto. E adesso manca il gruppo numero 6 che sono i cavalieri, compreso il generale. Allora, siamo pronti a combattere, abbiamo qualche unità che ha guadagnato qualche grado di esperienza nelle scorse battaglie, quindi sono leggermente più preparati. Partiamo. Il pulsante ritirato in basso a destra sullo schermo. Sono proprio qui davanti a noi. Puoi ordinare alle unità selezionate di ritirarsi dal campo in maniera ordinata. Ritira un'unità se vuoi preservarla per un altro combattimento. Per annullare l'ordine basta impartirne un altro all'unità o cliccare di nuovo sul medesimo pulsante. Ragazzi, un po' più velocemente. Intanto prendiamo le nostre 2 cavallerie e le facciamo andare qua dietro immediatamente. Il generale lo lasciamo qua. Non sapevo che erano così vicini. Wow. Allora giriamoci. Prendiamo il gruppo numero 3 e portiamolo a imbuto. Così cerchiamo di preservare i nostri lati. I cannoni. Cosa abbiamo qua? Fanteria di linea. Concentriamo il fuoco sul centro. Vediamo di iniziare il sesso. Ecco, perfetto. Abbiamo fatto fuori ben 20 uomini di già. Vai con i cannoni. Così, perfetto. Qui abbiamo il generale.
Gruppo numero 4 leggermente più avanti. Ecco. Siamo riusciti a far fuoco anche dall'altra parte, che vanno a chiudere a imbuto. Benissimo. Un po' più avanti. Chiudiamoli. Stop ragazzi, fermiamoci, iniziamo a sparare. Il generale è qui. Le cavallerie le portiamo qua dietro. Fanteria di linea, i cannoni dove sono? Eccoli qua. Fuoco sul centro. Stiamo immaginando, lo potete vedere, si ritrovano soli nella foresta. Mamma mia, che effetti sonori migliorati con questa nuova mod. Benissimo. Ancora ci sono 100 uomini, non è finita. Gruppo numero 4 leggermente più avanti. Gruppo numero 3 leggermente più avanti. Andiamo a guadagnare terreno. Bella questa formazione che abbiamo preso, eh. Andiamo leggermente più avanti. I cannoni restano fermi là con i picchieri. Gruppo numero 4. Andiamo a guadagnare terreno col generale. Cavallerie nascoste qua dietro, pronte a partire. Intanto i cannoni possono già concentrare il fuoco da quest'altra parte. Eccoci qua. Adesso appena prenderemo posizione con il gruppo numero 3 faremo fuori questi ultimi uomini, questi ribelli. Già si inizia il fuoco diretto. Vediamo se i cannoni possono darci una mano qua sul centro. Servirebbe una bella cannonata. Eccoci qua. Forza. Quanto tempo di ricaricanno questi cannoni? Forza. Olè. Qualche cannonata è arrivata. Gruppo numero 3 avanti tutta. Mettiamoci per bene qui in avanti. Meno male che sono così concentrati qui in centro. Eccoci qua. Il generale è pronto. Le cavallerie pure. E loro avanzano con i batteristi, la fanteria di linea. Giriamo le nostre unità. I cannoni continuano a sparare. Purtroppo hanno una pessima precisione. Li colpiremo sul fianco. Intanto ci stanno arrivando addosso i picchieri. Ah, qui sono picchieri, wow. E allora dobbiamo fare un'altra cosa. Mettiamoci così. Mettiamoci di qua. Prendiamo i nostri due picchieri e li portiamo avanti. Se loro non hanno cavalieri. Oh, che è successo qua? Ehi, questa è una fanteria di linea. Carichiamola. Generale nemico ucciso. Stop con i cannoni. Abbiamo vinto ragazzi. Termina battaglia. Vittoria eroica. Nemici fatti a pezzi. Bene. Vittoria, avevamo 1500 uomini, ne abbiamo perso appena 100, gli avversari sono stati schiacciati, come potete vedere, e quindi adesso possiamo concentrarci, perfetto, su ripristinare le nostre unità e tornare in patria. Avanti! Benissimo, abbassiamo un po' il volume. Allora, visto che abbiamo questi 2000 dollari, queste 2000 monete, vediamo di ripristinare un po' tutto l'esercito. Vai! Anche qui. Bene, pure i cannoni, le cavallerie. Così in 5-6 turni abbiamo recuperato un po' tutto. Bene, cos'è questo? Un generale potremmo reclutare, ma a me non serve il generale. Pronti! Ecco, al solito sbaglio sempre. Uomini, Ora, attesa di vabbè. avanti!
Abbiamo 1200 monete. Con queste 1200 monete cosa possiamo fare? Qua abbiamo costruito tutto quello che ci serviva. Qui abbiamo un porto. Ecco, questa è la nuova nave che vi avevo detto. Indiaman. Ah, no, è l'Indiaman, nave commerciale. No, no, non c'entra niente, scusate. Allora, dobbiamo farci qualche alleato. Allora, andiamo alle relazioni diplomatiche. La Francia... Vediamo chi sono i nemici della Francia. La Francia è in guerra con l'Austria, con il Regno... Vabbè, i pirati, con le Province Unite, con l'Inghilterra, con gli Stati barbareschi e con i Savoia. Quindi i Savoia che si trovano leggermente a nord. Dove sono? Ecco qua che sono, potete vedere, indifferenti. Potremmo sfruttarli per il momento o addirittura sfruttare l'Inghilterra. Dov'è l'Inghilterra? Eccola qua. Come potete vedere è indifferente. Vediamo un po'. Questa opzione serve a stipulare accordi commerciali. Vediamo cosa dicono con un accordo commerciale. Offriamo un pagamento per esempio di... No, troppo. Di 200 monete, 300 monete. No, non destano interesse. Poco stile la Francia. Stima della Spagna. Stima dell'Austria invece. Sono pure i nostri partner commerciali. Potrebbe essere richiede alleanza. E qua non ci danno le previsioni. Tecnologia. Ecco, guardiamo le tecnologie dell'Austria. Allora, l'utilitarismo loro ce l'hanno, hanno le recinzioni. L'utilitarismo noi lo stiamo ricercando. Quindi io potrei dare le carabine, le strutture costiere, i cannoni a pietra focaia. E loro potrebbero darmi altre 3 cose, come per esempio la baionetta le granate migliori. No, queste non... No, sì, facciamo così 3x3, anzi invece la formazione a quadrato, il colpo a mitraglia. Facciamo 3x3. E noi ovviamente gli offriamo anche un pagamento di... Mettiamo 1000 monete ragazzi, così vediamo se possiamo accaparrarci queste nuove. Allora, noi diamo le carabine, le strutture costiere, i cannoni a pietra focale. Loro ci danno le granate, la baionetta e questo, dai. Ok. Un'alleanza militare, ci offrono 700. Dona i cannoni a pietra focale e le strutture costiere. Le facciamo un'alleanza, però a me interessano le vostre tecnologie. Granate, colpo migliorato e formazione a quadrato. Anzi, baionetta d'anello. Sì. Alleanza militare. No, ma così no. Noi offriamo pure la nostra tecnologia. Colpo a mitraglia, granate. Perfetto. Alleanza. Loro no, i 700 non li voglio. Facciamo un'alleanza e ci date... Noi diamo queste 3 tecnologie e voi date anche quest'altre, vai. No, loro vogliono per forza l'alleanza e il tributo. Controfferta. Via il tributo, via questo. Io voglio... Facciamo così, tutte e 4 le ricerche. Io vi do queste 3 e vi offro anche un pagamento. Facciamo così. Transito militare, ma il transito è una presa in giro perché con l'alleanza possiamo passare. Quindi rifiuto offerta e niente, andremo più avanti. L'impero ottomano cosa ha scoperto? La formazione a quadrato, perfetto. E io posso offrire queste 3. Non ci interessa l'impero ottomano, è troppo lontano da noi per il momento. Vediamo se ci possono dare la formazione a quadrato e le granate migliorate per queste 3. Loro vogliono fare un accordo commerciale. Accettiamo. Tra i tuoi porti e quelli di un tuo partner. Per il momento è buono per incrementare, per migliorare le relazioni diplomatiche. Perfetto. Allora ragazzi, possiamo passare il turno e andare avanti. Wow! Avete visto tutto l'esercito francese alle porte? Ah, mi ero dimenticato che le navi possono trasportare uomini, ma io più di così non potevo fare. C'è un esercito francese proprio alle porte di Napoli e vogliono conquistarci Napoli. Siamo fritti. Mi sa che devo reclutare delle nuove unità a Napoli immediatamente. Stati barbareschi che danno sempre fastidio. A sti francesi rompiscatole. Usa il tasto indietro per fermare eserciti, flotte. Ma guardate un po', questa flotta. Guardate un po' con tutti questi cannoni. Ma io non lo so. Qua che abbiamo solo queste 2 unità. E che possiamo fare? Niente, questi cosa sono? Guardia del re, fanteria d'elite. Sì, mio sire. Qua le unità hanno appena combattuto contro i ribelli A sinistra.
In marcia! L'unica cosa è spostare tutto l'esercito a Napoli, perché credo che vogliono conquistarla. Uomini, avanti! No, aspettate, mettiamoci un attimo a Roma. Avanti! Qui abbiamo tutti questi soldi disponibili, quindi io penso, ragazzi, che ormai Napoli penso non possiamo prenderla più. Quindi, allora, è importante secondo me fare un altro esercito e contrastare i francesi qui nel sud, per forza. Allora, i falconetti, cannone leggero, postazione fissa, non mi interessa. Allora, facciamo un nuovo esercito, fanteria di linea, fanteria espatriata, fanteria, i briganti, eccoli qua, uno, vediamo di mettere i nostri briganti. Meno male che qua a Roma abbiamo un'enorme capacità di arruolamento, quindi possiamo sfruttare questo, perfetto. Nuovo esercito, con questi soldi, i prossimi soldi, ecco, tireremo su un nuovo generale. Qui a Napoli purtroppo non possiamo fare niente, salviamo. L'unica cosa che possiamo fare è questa, quindi rifugiarci qui, creare un nuovo esercito e poi attaccare e riprenderci Napoli, perché credo che adesso loro tenteranno un attacco diretto. Le relazioni sono quelle che sono. Genova, amichevole, richiede accordo commerciale, tecnologia. Vediamo se possiamo fare questo. No, niente, un solo accordo commerciale. I partner Sì, commerciali di lunga perfetto. data. Così riusciamo ad avere anche qualche soldo in più. Bene, il governo come va invece? La monarchia assoluta? Se desideri concentrarti unicamente... No, va bene così. Allora, vediamo di passare il turno e attendere i francesi. Maledetti, proprio a rompere le scatole, eccoli qua. No, che fanno? Stanno virando verso nord, tenteranno l'attacco a Roma. Dove vogliono andare? Sono scappati. Benissimo. Veramente potevano dare... No, non avremmo perso Roma e Napoli. Avremmo perso Napoli e l'avremmo ripresa dopo, perché non è che ci hanno attaccato con un grande esercito. Noi avevamo anche grandi unità nel nord e potevamo dargli molto fastidio. Meno male che se ne sono andati. Ora vediamo di rassicurare un po' anche Napoli, visto che siamo in guerra contro la Francia, che gira con le sue navi qui. Noi non abbiamo neanche una flotta, purtroppo. E allora, stati barbareschi che girano. Premi contemporaneamente i tasti... No, non mi interessa. Cos'è questo? Si sviluppa un nuovo porto, meno male. Un nuovo porto in Sicilia, vicino Ragusa, perfetto. E qui abbiamo un porto, se non sbaglio... Cos'è questo? Un porto mercantile. E qui vediamo di costruire un vero e proprio cantiere navale. Una rimessa navale da guerra. Adesso abbiamo 2180 soldini. Queste unità le portiamo a Napoli. E a Napoli stesso andiamo a reclutare delle ottime unità per salvaguardare un po' la zona. Allora, vediamo di mettere la guardia del re, che non Questo so che pannello cos'è. fornisce importanti... Allora, sono uomini che hanno 90 di portata, 55 di precisione, quindi sono più abili della fanteria d'élite, hanno più difesa, più morale, attacco corpo a corpo 9. Sì, sono ottimi. Mantenimento 400. Questi mantenimento 260. Costano di meno. Mettiamo dei briganti in più. Ecco, no, i batteristi non mi interessano. 4 unità di briganti. Ecco qua. Così ne avremo 3, 5, 9 unità di briganti. Poi promuoviamo un generale. E abbiamo un esercito secondario qui, non molto grande, ma che con le mura riesce più o meno a dare una mano nel caso di un'invasione. Ok, qua abbiamo una fonderia che è distrutta, la dovremo ripristinare. Benissimo. Ok. Allora, come vanno qua le cose? Stima di Genova, vediamo se possiamo avere magari la formazione a quadrato. E noi diamo la fisiocrazia, vediamo un po'. Ah, benissimo. Abbiamo ottenuto la formazione a quadrato per le ricerche, così siamo a posto. E adesso vediamo dall'impero ottomano se ci possiamo fare dare le granate migliorate. Anzi no, quale granate? Ci facciamo dare queste due e noi ci prendiamo e noi gli offriamo queste tre. Vediamo un po'. Loro ci danno la recinzione e un tributo. Non mi interessa. Con l'Austria cosa possiamo fare? Vediamo un po'. Ecco, la spinning jenny sarebbe ottimo per iniziare a industrializzare il nostro paese. Vediamo di dare queste tre per quelle due. Benissimo, abbiamo offerto 3 ricerche a livello navale e 2 navali, una militare. Abbiamo ottenuto la dov'è?
la Spinning Jenny, eccola qua, in ambito industriale. Abbiamo ottenuto anche la recinzione, quindi possiamo adesso migliorare, ecco qua, le nostre industrie. Bene, passiamo il turno nuovamente, andiamo avanti. Intanto cosa è successo? Le unità sono state reclutate. Bene, ce la siamo cavata. Intanto la Francia ancora continua a girare da queste parti. È stata colpita e bersagliata dagli stati barbareschi sicuramente. Infatti hanno solo 3 navi, come potete vedere ne hanno solo 3. Meno male. I Savoia, ah no, i Savoia sono che li stanno distruggendo. Vediamo chi vince. Vediamo un po'. No, si sono ritirati. Vabbè, una nave contro 3. Però davvero, meno male. Sono stati colpiti nel nord. Mi devo... Ah, Genova, eccola qua. Ecco gli stati barbareschi che vanno avanti, meno male. Dai. Conflitto a fuoco. Speriamo una vittoria degli stati barbareschi. Vediamo un po'. No, sono usciti sconfitti. Però li hanno indeboliti ancora un po'. Altra nave degli stati barbareschi. Vediamo un po' se riescono ad affondare l'ultima nave francese. Buttano a mare questo maledetto esercito. E sì, riescono a farcela. E gettano in mare non so quanti uomini. Parte Mamma del mia, territorio via. di questa regione è adatto per Nuovo l'agricoltura, gentiluomo. è ancora inutile. Abbiamo 2290 soldini. Usiamoli per sviluppare le nostre fattorie immediatamente. Perfetto. Così guadagneremo molto. Ecco, adesso ci stiamo un po' Signore, ripristinando a in livello... marcia! Avanti! Ecco qua a livello economico. L'esercito qua è pronto. Manca solo... Cosa manca Altri qua? ordini? Quali sono le unità che sono state colpite? Ah, il generale, perfetto. Dopo siamo a posto. Bene, allora, io continuo con le ricerche. Come vanno qua le cose? Stiamo per finire questo. Allora, vediamo adesso se c'è qualcun altro che ha bisogno delle nostre tecnologie. L'Austria, per esempio, ci potrebbe dare il colpo a mitraglia, le granate e la baionetta. Vediamo un po'. No, niente. Neanche uno per uno. Facciamo fisiocrazia per colpo a mitraglia. No. Va bene, allora ragazzi, oggi abbiamo fatto qualche battaglietta in più. Siamo riusciti a guadagnare qualcosa. E abbiamo sventato la minaccia francese grazie ai barbari e ai genovesi che li hanno mandati via. E adesso vedremo nel prossimo gameplay che cosa accadrà. Ciao a tutti.